In quel frattempo, i contare a Giudite questi robis. Ie era figlia di Merari, di Ox, di Josef, di Oziel, figli di Elchie, figli di Ananie, figli di Gedeon, figli di Raffain, figli di Achitob, figli di Elie, figli di Celchie, figli di Eliab, figli di Natanael, figli di Salamiel, figli di Sara Sadai, figli di Israele. Manasse, il Sohom, de stesse tribù e de stesse famiglie, agli era morto sul Cesela al guardi, agli era sorrestant di che alleavano i balgiui e al ciapà un colpo di sorelli, con quel ascugni buttasse tagliet e al morì de società a Betulie, d'ulà che lo seppelliri cui suoi vongs tal zamp calè Jenfri Dotain e Balamon. Restate vedove, Giudite e vive in casa so per 3 anni e 4 mesi. Si aveva fatto una tenda sulla terrazza e portava un sacco tordaiombui e ieri vestute di vedove e di quando ieri morto l'uomo e zonava 12 dis. Fale, li sveis de sabide, li sabidis, li sveis de lune niove, li lunis niovis e i dis di feste e li sagris de case di Israele. E ieri tan biele che mai, e plaseva un grumb. Manasse, il Sohom, aveva lasciato aur, arint, fameis, massaris, trops e champs, e viveva fra miec di tutte le sue robe, senza che nessuno non avesse potuto dire un alc die, per via che temeva Dio un evore. E vegni dunque a conoscere gli sperali disperadis che il popolo avvilito perché mangiava laghe aveva detto al suo restante. Giudite e vegni a sapere anche duce che Ozie aveva detto e che aveva giurato di consegnare la città agli assiriani susciate dai 5 dis. Allora e mandò la serva restante di tutte le sue robe a clamare Cabri e Carmi, che erano gli anziani de società. Quando furono in casa, disse: ascoltatemi, sorrestanze di Betulie, avete proprio dovuto a fare come che avete velato voi denante de Int e a impegnarsi con Dio giurando di consegnare la città ai nostri nemici, se il Signore non porterà rimedi in tanto tempo. Sumo, qui sei voi di tentare Dio in queste giornate e di mettersi per sore di Lui fra mieci dai figli dai uomini? E come omettesse le prove il Signore che ha potuto? Non capisco proprio la redenzione di noi. Se non sei buoni di là a scrutinare il profondo al cuore dell'uomo e di disgredare i ragionamenti del suo spirito, ci potresti entrare dentro in Dio, che ha fatto tutti questi robi, capire il suo pensiero e arrivare a conoscere i suoi plans? No, fradis, guardai dal tirarsi in mente il Signore nostro Dio. Se Lui non la chiede salvarnos prima delle scadenze di queste 5 dis, al potrà darnos una mano, quando imparerà, come calpò anche frucianus in faccia ai nostri nemici. Voi però non vedi di pretendere di mettere alle strette i progetti del Signore nostro Dio, perché Dio non è come un uomo che si può minacciarlo, né fa pressione come un figlio di uomo. Piuttosto, intanto spietin con pazienza la sua salvezza, Berlin che nos aiuti, ascolterà la nostra voce, sa il suo buon pensiero. Per dire il vero, non si è accettato né da quest'ultimo tempo, né come una tribù des nostris, né una famiglia, né un popolo, né una città des nostris, che si siano imbuttati in ginocchio denante dai Dios fatti des mans dell'uomo, come che invece tale stato succeduto per ieri.
è stato quel il motivo che i nostri svons sono stati abbandonati alla spada e al fruce e sono colati in maniera vergognosa tenendo i loro nemici. Noi, invece, non conosciamo altro Dio fuori di Lui, perché possiamo sperare che non ci celerà di brutto e non volterà la musica di altre bande quinte dal nostro popolo. Se in fiez nos chapping, anche tutta la Giudea colarà del loro grifis e tutti i lux santi saranno rapinati. Allora il nostro sangue calvarà di rispondere delle loro profanazioni. La morte dei nostri frati, la deportazione lontano da terra, il spopolamento delle nostre eredità, Dio le farà colare sul nostro ciao fra mezzo dei popoli che diventeranno sottans e saranno per i nostri news parons un scandalo e una vergogna. La nostra sclavitù non ci porterà nessuna fortuna, perché il Signore nostro Dio gli segnerà a nostra vergogna. E come fradis, mettinsi in vore per i nostri fradis, perché la loro vita dipende di noi, e anche il santuario, e il tempio, e l'altare sono poggiati su noi. Per tutte queste ragioni, ringraziamo piuttosto il Signore nostro Dio, che ci mette alle prove precise dei nostri svons. Vi sai, dice che l'ha fatta Abramo, dice che l'ha provato Isaac, c'è che gli è capitato a Jacob in Mesopotamia di Siria, quando al passonava gli spioris di Laban, sobarbe per parte di mare. Come che gli uomini tutti alle prove loro per staziaio dal fondo dal loro cuore, così non è una vendetta di Dio questa, ma piuttosto un avviso che il Signore ha ciastia che sta in donge. Allora Ozie gli risponde: tutto ciò che tu hai detto fin come tu l'hai detto con un cuore sclet e nessuno non potrà contribuire alle tue parole. Sicuramente non è di voi che si palesa il tuo sentimento. Di quando tu eri sfantaciuta, tutte la inte ha potuto rendersi conto del tuo sentimento e troppo calvare il tuo cuore. Ma la inte è a tante di che arsetat che mai, e non sa bleazza faccia che urvevi in promettuto e a impegnare le nostre parole con tuo giuramento che non possiamo tornare in da ora. E già che tu sei una femmina di religione, prega il Signore che nos mandi un slavin per riempire i nostri spots, che no non ledin al mancul. Un risponde Giudite: ascoltaimi ben, o sto per fare una robe che i figli di nostre giornasie si passeranno in riguardo un con altri, di ete in ete. C'atai si usgnot alla porta della città. Io o gli sarai con le mie serve e prima che c'è il tempo che avete destinato di consegnare la città ai nostri nemici, il Signore, in grazia di me, alvegnerà viodi di Israele. Voi, però, non avete di impacciarsi su ciò che farai. Non disarai nulla fin quando non verrà mettuto in vore c'è quai talciar di fa. I desieri, ozie e sorestanze. Va in pace, che il Signor Dio ti accompagni per svindicarnos dai nostri nemici. E la Santa l'attende a tornare ognuno lì di sé.